Dalla sede della Protezione Civile del Veneto, al termine della conferenza stampa del Presidente Zaia e dell'assessore Lanzarin, la Regione Veneto spinge per aprire le prenotazioni al vaccino agli operatori turistici in autocertificazione. L'ideale sarebbe poter utilizzare il vaccino Johnson & Johnson monodose, il Veneto ne ha 60.000 dosi, però ricordiamo che questo vaccino è raccomandato agli over 60. Zaia ha chiesto ad AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, una chiarificazione per capire in che modo si possa utilizzarlo per gli under 60, magari con una scelta volontaria. I vaccini sono quasi esauriti e si spera che a giugno siano confermate le massicce dosi che sono state annunciate. Vi confermo che abbiamo intenzione di aprire al mondo del turismo. Con tutta probabilità apriremo con la modalità della forzatura, cioè nel senso che l'operatore turistico entra nel nostro sito e troverà la casella operatore turistico, si prenota e ha l'obbligo di certificare la sua posizione, quindi il contratto di lavoro o una dichiarazione del datore di lavoro per la vaccinazione. Vi dico anche che con l'assessore abbiamo fatto una lunga riunione stamattina e noi avremo un'opportunità che sono, pensate, 20.000 ce li abbiamo già più o meno, 40.000 arrivano la prossima settimana, Johnson & Johnson si va a 60.000. Quindi stiamo facendo una verifica per capire anche il grado di utilizzabilità sotto i 60 anni di questo vaccino, perché sarebbe molto ambito dal mondo del turismo, perché prevede una sola dose ed è ovviamente un vaccino assolutamente certificato EMA, autorizzato e tutto. C'è il tema del consenso informato, ma vogliamo fare una cosa in assoluta sicurezza e certezza. Comunque vi annuncio che noi al più tardi della prossima settimana, cioè proprio farla al massimo alla fine della prossima settimana, partiamo con l'operazione del mondo del turismo. La questione del Johnson & Johnson potrebbe essere un'adesione volontaria, cioè raccomandato. Sì, e quindi potrebbe. Se un under 60 dice io sono disposto a farlo e firmo in maniera volontaria, è un po' come quegli open day che si stanno facendo in giro per l'Italia? Sì, però noi siccome siamo in Veneto vogliamo avere, come si può dire, tutte le carte a posto, penso che i nostri tecnici abbiano ragione. Alla fine andrà a finire così. Cioè, sinceramente, se io, ripeto, avessi dovuto scegliere, quante volte abbiamo detto, soluzione Johnson & Johnson, un'iniezione, copertura, c'è difficile dire che non sia competitivo un vaccino, cioè, oltre a costare poco. L'altra cosa che la giugno... Ah, scusa, un'altra roba da Johnson & Johnson che non si ricorda mai, la catena del freddo. Johnson & Johnson non ha i problemi degli altri vaccini.